Ritardi sul piano vaccinale e polemiche sulla richiesta di un nuovo lockdown. Mentre il governo Draghi incassa la fiducia al Senato, gli esperti cercano di sopperire ai ritardi con l'Italia preda della paura e delle fandonie legate alle varianti. Un clima, insomma, che sicuramente farà fare un salto di qualità al nuovo governo creato per far fronte all'emergenza sanitaria che Draghi dovrà affrontare prima di tutto. Bisogna insomma cercare tutte le soluzioni possibili per tirare fuori gli italiani dal tunnel. Una soluzione potrebbe essere il vaccino russo, molto simile agli altri che stanno facendo esasperare per la lentezza nella distribuzione, come nel caso della Pfizer. Ecco allora che il russo Sputnik diventa una garanzia in più contro il Covid e ci si chiede come mai ancora la politica non si muova in quella direzione. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ieri sera, ospite di Bruno Vespa, ha lanciato un chiaro messaggio alla politica perché ne prenda atto. Vaia ha parlato proprio del vaccino russo. Sono queste cose che gli italiani vogliono sentire e non sentir parlare ancora di lockdown. Che Draghi ci aiuti. E sul vaccino noi abbiamo immaginato che, anche se si chiama Belzebù, se è un vaccino efficace e sicuro, noi dobbiamo prenderlo. Qui io ho detto voi su che cosa avete fatto l'analisi? Noi abbiamo fatto un'analisi sulla scorta della documentazione in nostro possesso, quella pubblicata per capirci su Lancet, e da quello abbiamo capito che è un vaccino che ha un'efficacia di oltre il 92% e quindi è un vaccino efficace e altamente sicuro. Ora, io credo che la scienza deve, come dire, farsi guidare da due cose: dall'assoluta neutralità, no? dalla politica, dalla geopolitica in questo caso, e oltre che dal dubbio. Noi dobbiamo sempre essere dubbiosi, no? Mai pensare di avere la verità in tasca. In questo caso noi, come dire, scevri da qualsiasi condizionamento, come istituto Spallanzani riteniamo di dire con alto e forte che forse questo è un vaccino che può servire agli italiani. Io non capisco la tesi della von der Leyen, persona rispettabilissima, che oggi dice ma è troppo presto per parlare di vaccino Sputnik. Insomma, non ho capito perché. Ma insomma, se l'Italia lo manderanno a lei. La von der Leyen fa un ragionamento probabilmente politico, geopolitico, non lo so. Noi facciamo un ragionamento, ribadisco, tecnico, scientifico. Punto. Evidentemente noi gli abbiamo dato a lei in anteprima stasera, ma l'abbiamo mandato alle autorità competenti, ai ministri della sanità, degli esteri, credo sia arrivato anche a Draghi, perché la politica e il governo lo utilizzi come meglio ritiene.